il massaggino non mette. Dopo mi portano da fuori a cena a Budapest e Mario. A me no però, cioè a me non lo fai mai, sì no la crema. No, non si può il mojito, te. No amore, non si può Gioia, te l'ho detto tante volte. Solo lo spritz. Cosa fai? Cosa fai? Ma che mi stai? Sta fermo un attimo. Aspetta. Guarda che tipo è. Niente a volle il mojito. Van Life. I miei ristoranti preferiti, anzi i nostri, perché c'è anche la fidanzata. Che pacchia. Che ristoranti ragazzi. Costa anche poco. Praticamente tu vai su un ristorante, quello che vuoi, no? Ti prendi una pizza, quello che vuoi, te porti anche la birra da casa, un zainetto e te metti qua. Sì ragazzi, sta roba mi serve, fa sentire giovane, tipo la moto. Ho tosato, mi sono appena scaldato la pizza, guarda, adesso non vorrei essere insistente con sta roba, ovviamente credo di non averla inventato io sta roba, però insomma è carta da forno nella padella, anche a fuoco medio, non serve a fuoco basso, guarda, non serve lavare la padella, cioè basta, io adesso aspetto che si raffreddi, la rimetto via, cosa vuoi che ti dica? Pizza non bruciata, cottura perfetta, tutto perfetto. Vedi a volte come basta poco nella vita. Comunque, cosa sto facendo? Una cosa importantissima, sembra una stronzata, sembra che sto usando i videogiochi, in realtà è domenica, c'è caldo, si potrebbe benissimo andare in spiaggia, è luglio, metà luglio, adesso non so, non mi ricordo, e niente, io preferisco oggi star qui con i videogiochi, quindi perché devo abbandonare i videogiochi e andare in spiaggia se io preferisco oggi in questo momento star qua? Questa è una cosa importantissima. Guarda che spettacolo il Mezzardin nuovo. Luglio 2024 mi sto trasferendo in montagna, fa un caldo bestia, però guarda qua. Dobbiamo mandare un altro di sti strafanti qua, non so neanche se venderlo, non so, vabbè, proviamo. No, che se magari ha un impianto è l'effetto Apple. Copioni, Dio caro. Se ha delle telecamere lo si può usare come secondo dispositivo, perché quello lì va benissimo, ormai mi ci sono affezionato. Questo però è molto più widescreen, quindi sarebbe molto più basso. Da vedere un attimo, vediamo se ha telecamere. Sì, questo avrebbe anche telecamere, lo si può usare come secondo monitor da telecamera. Ok dai, teniamolo e configuriamolo per non so cosa. Quasi che ho discarica personale. Discarica. Guarda che lavori, mi hanno montato le lampadine tutte diverse, metà LED, metà normali, cioè non so, ormai non c'è più nessuno che sa lavorare, lavora tutti col culo. Eccola, guardati se mica fai grafica o insegnare a quelli che fa camper come se fai robe, porca troia. Qua lascio quella incandescenza in quanto questo è il faro, quello per la nebbia, che comunque non uso mai. Il resto è tutto a LED e ognuna ha il tipo di LED uguale, quelle degli stop, quelle di posizione, le frecce, no? Tutto a casaccio. Sto dicendo, non so neanche a me quali devo scegliere. Parco sia là. Sì dai, preferisco questo, faccio lo scambio, quello lo metterò in vendita. Diciamo che quello avrebbe la dashcam per riprendere davanti il tutto, registrare, mentre questo no. Eccolo qua, bello, perfetto così, perfetto, tutto passato, tutto perfetto. Guarda una roba, cos'ha di carino questo? È calamitato, hai capito? Quindi lo puoi anche toglierlo, non lasciarlo in vista. Perfetto, aggiudicato. E che bello che ti arriva anche le notifiche. Mercedes, hanno risposto al messaggio WhatsApp? Certo, hanno risposto al messaggio WhatsApp e domani mattina vado a vedere, guardano che tipo di alternatore si può montare. È un'impresa questo alternatore, è veramente un'impresa ragazzi. Comunque per il momento niente, intanto adesso stanno risentendo il loro fornitore e dopo insomma ci si aggiorna. Cioè, lussi estremi ancora, porca miseria, guarda che frigo vado, sì non siete in dieta, no, devo fare la spesa dopo. E robe importanti che se, ovviamente se ne è battuta. Oggi sto abitando in questa bellissima location che è un cimitero del non so dove,
perché dopo ti porto, andiamo a trovare Marco, quelle caldaie, se ci avemo dobire, manca finimo il tagliando della caldaia dell'Alde. Per tagliando si intende completare la pulizia completa all'interno, in quella zona dove prima non si poteva accedere, perché quando hanno costruito il camper hanno chiuso la caldaia con la parete. Allora, quella volta, se ti ricordi, tanti mesi fa andai dal falegname per farmi fare la porticina. Aspetta che sbuio, perché se caldo aria la porticina, si tolgono questi adesivi e poi ci sono le viti, viene via il tutto e basta, attraversi a caldaia e tenetti. Intanto finisco i lavori e dopo te saluto. Questo è uno degli ultimi siti che sto completando. Sì, ogni tanto mi chiedono, non faccio solo siti, è la mia specialità, però no, sono grafico, quindi faccio grafiche, social network, campagne pubblicitarie, tutte che robette là, insomma, dico sempre, no, chi me lo manda le serie che lavoro ho fatto, no? Ok, ripartenza, mi erano venute su delle assistenze che sono le cose che adoro, cioè sui lavori piccoli che ti capitan di skate, perché lavori come tutti, ok? Cioè come il meccanico eccetera, ma sta un'ora 50 euro, altri lavori magari Pareto sta una settimana e cosa hai avuto che te domanda 40.000 euro, no? Te domanderà 200 euro, hai capito? Quindi piccoli lavoretti e sempre quei ben accetti. Piccoli lavoretti a parte, proviamo a fare un esperimento che tantissimi hanno già fatto, però io, nonostante ne avessi la possibilità, non l'ho mai fatto. Praticamente accenderò il climatizzatore sotto inverter guidando il camper. Sto pensando, il DC-DC è spento, quindi l'alternatore è in automatico. Sì, l'alternatore non c'entra nulla con il consumo del climatizzatore, il tutto è separato, quindi viaggeremo con il camper completamente separato dal lato guida e i pannelli alimenteranno le batterie, le quali danno la corrente al climatizzatore. Ovviamente non ci staranno dietro perché il consumo è più o meno 40 Ah del climatizzatore. I pannelli un giorno mi arrivarono anche a 60 Ah, però fu un evento più unico che raro, se no il massimo dei miei pannelli è tipo 40 Ah, 36, 40, hai capito? Mentre una media normale di ricarica è quei 20-25 Ah, dipende da tantissimi fattori. A volte uno pensa, ma in piena estate carica tanto, ma neanche tanto, sai, perché il calore abbassa il rendimento dei pannelli, quindi il massimo rendimento di solito lo hai tipo in primavera, per intenderci, al mezzogiorno, quando è proprio il sole giusto, i pannelli puliti, eccetera eccetera. Buon dai via. Mamma mia, non li sopporto più quelli che tagliano le curve e vanno in contromano, veramente non li sopporto più, solo in Italia. Cioè, nel viaggio che abbiamo fatto in Slovenia, Austria e Germania in moto, ti dico, è stata la prima volta che ho guidato la moto, che ho iniziato a imparare a fare un po' di pieghe, perché in Italia è impossibile, devo stare sempre schiacciato su per il guardrail perché mi arrivano tutti in contromano, quindi io non posso stare nella mia corsia, è una cosa veramente, guarda ragazzi, indecente. È che non posso fare un frontale, lo farei veramente volentieri perché so che io non mi farei niente, però distruggerei il camper e starei mesi e mesi e mesi senza, come è già successo, hai capito? Quindi vabbè, comunque passiamo questo mio piccolo sfogo, però veramente nei coglioni strapieni, e continuiamo un attimo a parlare di questo climatizzatore da camper in uso in corsa. Allora, ovviamente arrivano, chissà, ovviamente, dai, io non riesco neanche a concentrarmi. Ovviamente la qualità del fresco è migliore perché raffreddi tutto il camper, non solo la parte frontale. Certo, però ti manca quell'effetto di fresco immediato, hai capito? E come si è parlato anche il navigatore, però nulla vieta, aspetta che taglio perché veramente non che sto dritto. Procedi in direzione nord-ovest. Sono tamponati, ecco. Il problema del mio camper però è che quella volta che hanno fatto l'impianto di raffreddamento, diciamo, dell'aria, hanno fatto passare i tubi vicini al motore, per il discorso che è un motorhome, là un casino. Poche parole, quando c'è traffico eccetera viene fuori acqua bollente. Alcuni di voi mi diranno no, Varassingano che è un difetto del Mercedes, della pompa eccetera. No, la pompa gli abbiamo già messo il rubinetto proprio al principio, quindi anche un consiglio: quando vai da meccanici, artigiani vari, vestete sempre da strazzone, non metterti roba firmata eccetera. Questo per un discorso dei conteggi, a tu capito, per quelli che ti metti in conto. Tipo mi adesso che vado ad andare da Marco Campello, no, quello del caldaie, mi metto a canottiera, qua usata sporca, e ti sarei chiesto perché ho tutti quei capelli là dietro. Tra 200 metri. Adesso praticamente che sono arrivato a Marco quelle caldaie,
c'è più freschetto dentro, vabbè. L'ho spento il climatizzatore del camper, del motore, perché è un po' da rivedere, non so se ha qualche difetto lui, è strano perché era stato cambiato quella volta con un ricondizionato, oppure sia proprio un discorso di organizzazione del camper, nel senso che i tubi dell'aria passano troppo vicini al motore e quindi quando sei fermo, che c'è traffico, viene fuori aria bollente. Sì, farà rumore e ciuccerà corrente, però ragazzo, lo ripeto per l'ennesima volta, è stato uno degli acquisti migliori il climatizzatore. Cioè, senti, c'è sta da Dio. I termostati del camper non fanno tanto testo perché misurano la temperatura della parete, sai, ci batte il sole da fuori, tipo adesso qua non so quanti gradi ho, ma lì mi segna 37,9, qui addirittura 40, invece si sta bene, non ci sono per nulla 40 gradi, sarà 24 al momento, 25. Eccole qua, così vedi come è fatto l'interno dell'Alde e il mio sportellino smontato. Siete polessa tutti, non so perché, non sto domandando, non sto a farmi domande masse complicate, ma Marco, quelle caldaie, così che sembri fare del preciso, cioè. Non ho idea neanche a me, guarda, intanto perfetto. scommesso a smontare. Vabbè, comunque pulizia generale, Sì, smonta i tocchi, guarda una candeetta, robe, due candette, tocchi che viene fuori. Guarda come che si vede forma. Aia. Vabbè, spero che ci sono motivi. Però vedo il bello del Marco, quelle caldaie, che dice, vabbè, e candette ti ha dato quella da casa, guarnizione ti ha rifatto, ma proprio con questa voce tranquilla, a tu capito? Te va da, non so, da un allestitorio, meccanici, eccetera, senza far nomi, madonna, disastro, qua spacca tutto, butta via tutto, Dio povero, e te fa andare via con l'ansia e tachicardia. Riassunto da Marco quelle caldaie, la pulizia generale è abbastanza buona, a parte quella è la guarnizione che si è sbriciolata, a parte la guarnizione da cambiare, le candelette, e stranamente non che si sorsi dentro. Ecco, vivi assieme a me una delle mie fobie, quella del gas, quella della corrente, quella del gas e quella dei squali. Manco qua dentro squali nuine, le so che corrente e gas. Sì, vedi tu, guarda che ordinato, vedi tu che l'ha scritto tutte robe, non le strapazzano come ti, vedi tu? Mi so che ti sei curioso, quindi devo spiegarti le robette. E ora praticamente adesso Marco, abbiamo trovato le candelette tutte storte, per un'errata probabilmente configurazione di combustione, no? Buttava massa potenza, no? E quindi quegli anni, insomma, ti conto, si passa dal 99 a oggi è il 2024, insomma, sono passati tanti anni, sono tutte insberlate, tutte storte. Lui mi sta adattando quelle, diciamo, da casa per avere la stessa misura, stessa forma, eccetera, però quelle, diciamo, queste al confronto delle mie hanno anche il vantaggio di essere più grosse, pertanto sono più resistenti nel tempo alla modifica, come si può dire? All'usura. Sì, all'usura e alla deformazione. Appunto interno va tutto bene, parte tutto perfetto, tutto è silenziosissimo, ma ci ricordiamo, no? Per il futuro, che se un giorno la caldaia dovesse fare non troppo freddo, non dovesse raggiungere la temperatura desiderata, bisogna rimettere l'ugello originale, che Marco mi darà e mi lo metterò in uno dei cassettini là. Vedi tu che comodo che è avere un canale, cioè mi spare me monai, tipo ieri sono da cagare un po', no, cioè mi fai anche tutte le statistiche. Sì, col dottor me domanda, mi dice aspetta un attimo che guardo YouTube. Dio. Numero 1 Marco, saluta Marco quelle calai. Ciao. Direzione Olfo. Io adesso ho passato il paese del saluto, che non mi ricordo neanche come si chiama. Vabbè, insomma, dicevo che era il paese del saluto, ma tu salutavi e non ti salutava nessuno, cioè ti guardavano come per dire ma che cazzo vuoi, sei stupido? In realtà, cioè, il paese del saluto magari è perché hanno inventato lì la parola ciao, il saluto ciao, hai capito? Mamma mia, è successo l'incubo dei camperisti, stavolta me la sono vista brutta. In teoria ne ho passate di peggio, in pratica questa era la peggiore a questo punto. Praticamente mi trovo in questa stradina strettissima dove a un certo punto c'era scritto divieto di passaggio ai mezzi superiori a 1,90 m di larghezza. Io sono 2,35 m. Allorché dove mi giro non mi giro nella stradina di una casa dove c'era una ripidità assurda, non so neanche come ho fatto a non toccare sotto,
e ho dovuto fare manovre lì con quella rapidità lì, rischiando di andare anche giù per il fosso perché c'è la forza di gravità, il camper che è pesante e in più non c'è lo spazio perché ho anche l'e-bike dietro, cioè c'è tipo 8,5 metri di roba, 9. E insomma là niente, concentrazione, freno puntato, 3, 2, 1 e via. La frizione deve aver urlato un po', poretta. Di solito la tratto sempre no bene di più, sai che io sono ultra pignolo con le mie cose e stavolta vabbè, è andata così, insomma, ecco. Però non ho strusciato, non sono andato giù per il fosso e via. Mi sono un po' rotto le palle anche perché voglio andare a mangiare una pizza Confo e basta, metto autostrada e vaffanculo anche alla mia fissa di non far mai autostrada. In teoria è una bella cosa, in pratica col camper no, perché se sei in moto ti diverti, col camper trovi quelle cose assurde che devi per forza tornare indietro o rischi di andare giù per il fosso. Mi sta piacendo tantissimo il coso wide qua, molto wide nel senso wide screen, molto di più dell'altro, l'altro l'ho regalato allo zio, veramente fantastico. In più questo posso utilizzare l'audio del telefono ed escludere quello, mentre con l'altro non riuscivo mica, forse mancava come impostazione software. Va bene, dai, siamo ritornati alla felicità. Lavoro nel mio ufficio, e-bike, casa, con anche le piantine nuove, perché le altre giustamente, dopo essere state lasciate sotto al sole 4 mesi, manco mente che un oscurante, mente che qualcosa, no, cioè tutte le guarnizioni crepate del vetro davanti, adesso dovrò rifarle. Vabbè, che te devo dire, quando un mezzo sta fermo tanto al sole gli si mette qualcosa per coprire le gomme, le guarnizioni, anche i pneumatici, se li lasci sotto al sole li disintegri. Purtroppo, lo dico spesso e non è uno scherzo, cioè sembra una battuta però in realtà dentro di me non lo è affatto, dico sempre sono rimasto solo io capace di lavorare, perché in giro mi sembra che tutto viene fatto solo per soldi e basta, non per passione, per dire sì per soldi e tanti anche, ma chi è bravo prende tanti soldi, in più ha anche la soddisfazione di dire porco cane, guarda che razza di lavoro ultra perfetto che sono riuscito a fare, hai capito? Guarda che razza è sprizzar, non vedo l'ora di tornare in patria per ste robe qua. Sì invece, no, sì. Grissini, ma che grissini, Dio. No, che la mia Grissini le Ho capito. Siamo nell'area camper gratuita di Caprino Veronese. Ti non te vedi niente, te vedi solo che case dei vicini a siepe, no? Fate sta banda qua che se altri campere, attento, guarda i cassi che altri, vedi tu? Gli altri campere che anche loro te guarda e te se sai o che la guardare, questo devo filmare. Tu mi dirai cosa c'è a Caprino Veronese da visitare? Cioè perché hanno fatto un'area camper a Caprino Veronese? Che sia a casa di Olfo o quello delle puntine? Mamma mia quanto che mi mancava il mio camper, madonna, la mia casa. Ah, che figata fioi, che figata l'indipendenza, non va bene dai che se nota che noi discorsi capivo avanti ore, che figata, punto, stasera punto. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare.